Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Carlo Cambi, che ringrazio perché l'ho sequestrato in anticipo rispetto al mercoledì usuale per una mezz'oretta scarsa, da qui alle 11. Grazie Carlo, come sempre, per la tua disponibilità. La trasmissione si chiama Auto da Fè, io la faccio dall'auto. Esatto, tu lo stai facendo poi, dall'auto. Posso dire una cosa? Sì. Telefonate ad Acerbis che gli facciamo omaggio alla Schlein di Gastro Free. Ci vuole tanta bava di lumaca, tanta bava di lumaca da quelle parti là. E comunque, Carlo, oggi ti coinvolgo in veste di firma di primo piano, di prima pagina del quotidiano La Verità, per il quale, tra le altre cose, come sempre, e oltre che di panorama, ma in particolare oggi tu fai un articolo, l'articolo principale di politica interna dedicato appunto all'esame del voto. Ci sarebbero tante altre belle cose di cui discutere, ma credo che ne avremo abbastanza per i nostri scorretti di domani, no? Intanto però direi che, tra l'altro è la tua regione, le Marche, quella in cui tu risiedi, vivi da tanti anni, che conosci perfettamente, per palmo si può dire. Allora, ha votato la metà più o meno degli aventi diritto, la partecipazione continua a scendere, ma questo non credo che sia una grossa novità. Non so se desti allarme o cos'altro. Ormai è diventato un po' un luogo comune. In ogni caso, Acquaroli ha vinto più di quanto non ci si aspettasse. E tra l'altro c'è stata una polemicuzza anche con l'SVG, della quale tu dai conto, perché il PD ha cercato di dire che l'istituto di sondaggi, celebre istituto di sondaggi, avesse fatto un sondaggio in base al quale Ricci stava vincendo. Mi sembra una cosa un po' tra il patetico e l'inutile, però è andata un po' così. Ma al di là dei dettagli, diciamo, ecco, inquadriamo l'esito dal tuo punto di vista delle elezioni, che cosa ci dice e che cosa poi ci dice anche per le prossime. Allora, per quel che riguarda le elezioni nelle Marche, ci dice che gli sconfitti sostanzialmente sono 4. Il primo ovviamente è Matteo Ricci e posso assicurare che dal mio un alto tasso di soddisfazione, perché è uno degli uomini più antipatici che la Terra abbia concepito. Il secondo sconfitto è ovviamente Elly Schlein, che ha puntato tutto su queste elezioni inutili, che ora poi dicono, come ha detto Boccia, coniugato Nunzia De Girolamo, che è un'elezione locale. Loro avevano sperato di fare appunto della Marche l'Ohio d'Italia, gli è diventata da Ohio, sono fatti male. E voleva in qualche modo utilizzare questo terreno. Ha perso Paladina, ha perso le elezioni, ha perso nell'insistere in alleanza con le 5 Stelle. È un dato che nessuno oggi mette in rilievo. Loro per 13 volte si sono presentati agli elettori uniti nel cosiddetto campo largo. 10 volte su 13 hanno perso, che vuol dire che la formula evidentemente ha un problema. Perché è giustamente che, nonostante abbia fatto il DNA a Ricci sulle accuse di corruzione, che peraltro spero da domani la Procura della Repubblica di Pesaro vorrà ripigliare in mano, perché non si capisce perché gli abbiamo portato tutto questo rispetto nel dire non andiamo avanti con le inchieste per il periodo elettorale, ma Giuseppe Conte, che ha sposato questo campo largo ed è passato dal quasi 9% che aveva nelle scorse elezioni il Movimento 5 Stelle a un risicatissimo 5%, con una determinante, secondo me, determinante, questo non voto. Poi mi dispiace, ma c'è il quarto sconfitto, che è, più che Matteo Salvini, il generale Vannacci. La Lega ha perso 2 voti su 3, perché aveva il 22,4 e sta appena... Se non sbaglio era il primo partito alle ultime regionali, no? Era il primo partito alle ultime regionali. È passato dal 22,4 al 7%.
è stata Carlo, non so se dipenda considerata dal punto in cui sei, ma Forza abbiamo un po' Italia. di problemi di audio. Non so se fosse il caso. No, forse sono io che parlo piano, provo a parlare più No, forte. c'è qualche difficoltà di collegamento, chiedo conforto anche alla regia in questo, perché ogni tanto Casomai mi facciamo sposto. fatica a seguirti. Oppure proviamo a ricollegarci al volo, non lo so come si possa fare. Chiedo alla regia aiuto in questo momento. Comunque, per il momento proseguiamo. Vabbè. Dicevo, la Lega che è il quarto sconfitto perché perde 2 voti su 3, passa dal 22,4 al 7% risicato, ma soprattutto viene sorpassata da Forza Italia, il che rende la Lega utile, ma Carlo, però a questo punto forse conviene che ti chiamiamo al cellulare perché abbiamo troppi stacchi. L'immagine è perfetta, ma l'audio non lo è altrettanto. Per cui direi alla regia facciamo una piccola pausa musicale e ci ricolleghiamo velocissimamente con Carlo Cambi. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino E dalla colonna sonora di Pontida torniamo in collegamento con Carlo Cambi per telefono perché c'era qualche problema di audio, non tanto di video, il video andava benissimo. Carlo, stavi parlando Allora, eccoci Stavo qua, dicendo tanto appunto grazie della ancora. performance negativa che ha fatto la Lega, che passa, ripeto, dal 22,4 al 7, quindi perde 2 voti su 3, ma soprattutto perde l'indispensabilità. Oggi la Lega è utile alla maggioranza di Acquaroli, ma non è indispensabile. Perché? Perché Acquaroli si porta a casa 10 consiglieri diretti di Fratelli d'Italia, a casa 3 consiglieri civici che sono legati Sì, a lui, a Guido Castelli. 2 che gli dà Castelli, il commissario al terremoto, senatore di Fratelli d'Italia, uno che glielo dà l'ex giunta Spacca, quindi il centro-sinistra moderato, anzi no, uno glielo dà l'UDC e 3 glieli dà Forza Italia, il che vuol dire che ancorché risicata, però la giunta nuova Acquaroli potrebbe essere una giunta a rigore di numeri che può fare a meno della Lega. L'altra sconfitta durissima, perché vi dicevo di Vannacci, che tutti i candidati della Lega che hanno aderito al circo di Vannacci sono stati trombati, il che secondo me nel partito della Lega dovrebbe aprire una qualche riflessione, se non altro perché questa campagna elettorale dimostra che quando nelle regioni passi dai temi legati alla sanità, ai trasporti, ai servizi, alla scuola, all'economia, ai temi di scenario, lo prendi in tasca. Lo ha fatto questo errore la Schlein con Ricci, buttandosi a capofitto sulla flottiglia, su Gaza. Pensa che Ricci ha detto: il primo atto che farò se sarò presidente è riconoscere la Palestina, e lo ha detto dal treno per Gaza, un accelerato che ha percorso la tratta San Benedetto del Tronto Pesaro. E quando Netanyahu è stato avvisato di questo convoglio si è subito accomodato al tavolo di Trump per firmare la tregua di Gaza. Tu lo capisci che veramente siamo al di là del bene e del male. Ma quando però la Lega con Vannacci ha spinto su
gli omosessuali, i crocifissi, la 10ª massa, eccetera, eccetera, i marchigiani, che sono gente concreta, molto abituati alla moderazione, molto ancora papalì dentro, hanno detto: sai che c'è? Di questi non ne vogliamo sentir parlare. Tant'è vero che i Fratelli d'Italia di Acquaroli sono sostanzialmente un gran bel partito conservatore e moderato con tratti liberali, il che ha favorito in larga misura il recupero di Forza Italia. Questo è il quadro. Ecco, un paio di cose, Carlo, anzi tre. La prima, in tutto questo io ho sentito Acquaroli dire che ha vinto anche il territorio, le istanze territoriali. Tu lo ritieni vero questo? Perché a me, da osservatore esterno, non da conoscitore come lo sei tu, del tuo territorio, della tua regione, mi pare che le istanze territoriali siano finite un po' in secondo piano, anch'esse, no? Tutto sommato. Cioè quella battaglia di territorio, intesa come autonomia, mi sembra messa lì. Secondo, vorrei chiederti, in relazione alla tua... Ecco, no, volevo mettere in fila le tre osservazioni, poi ti lascio subito la parola. Primo punto questo. Secondo, il discorso Lega, questa lezione, tra virgolette, delle Marche, perché i numeri sono numeri, dal 22 al 7 superata da Forza Italia, poi naturalmente tutti hanno detto che gli equilibri non cambiano, che è andata bene, eccetera, ma sono le dichiarazioni usuali e standard. Poi bisogna trarre un insegnamento oggettivo anche per il futuro. Questo insegnamento avrà a che fare anche con la redistribuzione delle candidature in vista delle prossime elezioni regionali e, diciamo così, servirà anche per il Veneto su tutti o per la Lombardia in prospettiva ancora più avanzata nel tempo. Secondo, il discorso della vannacizzazione, secondo te questo, diciamo, favorirà un confronto schietto? Perché ti ricordi l'altra volta negli scorretti abbiamo detto esistono comunque, dopo Pontida tu osservavi delle correnti, chiamiamole così. Queste correnti verranno alla luce, ci sarà un dibattito più schietto e non i mugugni tenuti sotto pancia? Io allora ti rispondo, la prima, le istanze territoriali, gli unici che li hanno portati avanti veramente sono stati, è stato Acquaroli, neanche Fratelli d'Italia, proprio Acquaroli, che ha battuto tutta la regione parlando di ciò che ha fatto e di ciò che è necessario fare. Poi c'è stata la polemica sul fatto che è arrivata la ZES, sono tutte polemiche strumentali, c'entra poco in questo. Cioè lui è andato dicendo: mi prendo le responsabilità delle cose che non abbiamo fatto fino in fondo, per esempio la sanità, mi prendo i meriti delle cose che abbiamo fatto, cioè invertire la tendenza delle Marche all'isolamento, riconosco che il governo centrale ci ha dato una grossa mano e quindi l'ha riconosciuto anche a Salvini come ministro delle infrastrutture, voglio dare alle imprese marchigiane un futuro 4.0, 5.0 per far sì che i giovani marchigiani, tieni presente in questa regione pur piccola ha 4 università tutte di altissimo profilo, e che quindi sfornano capitale umano di alto profilo che però da un po' di tempo è costretto ad emigrare, e lui ha detto: voglio far diventare le Marche l'hub dell'intelligenza, e ha dato delle dimostrazioni di poterlo fare. Quindi diciamo che le istanze territoriali le ha interpretate Acquaroli, molto meno i partiti. Perché? Perché i partiti hanno pensato che la sfida, hanno abboccato alla provocazione di Elly Schlein, cioè hanno pensato che la sfida fosse più una sfida identitaria che non territoriale, e questo secondo me l'hanno pagata, e l'hanno pagata anche con l'astensione, vorrei che fosse chiaro. Qui c'è un problema enorme che è lo spopolamento dei piccoli centri, della montagna, alla quale tu devi ridare delle risposte in termini di fatti, non in termini di ideologie. A uno di Sefro non gliene frega nulla di sapere se tu l'immigrato lo vuoi nel CPR o non lo vuoi nel CPR. Quello che gli frega è sapere se l'allevamento delle trote andrà avanti sì o no e con quali prospettive, e se tu in Europa sei andato a difendere l'allevamento delle trote. Io penso che Ricci abbia pagato duramente le posizioni che il PD ha assunto, per esempio in materia agricola a Bruxelles, no? Tanto per darti come posso dirti, il termometro della territorialità. Seconda cosa, per quel che riguarda la vannacizzazione, secondo me è l'ora che la Lega si dia una mossa, si svegli, capisca
che non può essere affidata a dei RAS locali, ma deve tornare alla sua anima popolare. Faccio un caso: ad Ascoli, dove c'era l'assessore uscente all'agricoltura Antonini, il quale si è molto dato da fare durante la sua stagione di amministratore per promuovere le piccole e medie imprese agricole, la Lega ha avuto un buon successo, perché lì Antonini è andato a battere cassa di consenso tra quelli che aveva oggettivamente aiutato, ma non gliene è fregato nulla di parlare della 10ª massa. Lui gli è interessato di difendere il tartufo nero dei Sibillini, tanto per dirtene una. Sì. Quindi è necessario che la Lega torni ad essere ciò che era in origine, il partito dei ceti produttivi, e Forza Italia da questo punto di vista li ha fregati, ok? Perché Forza Italia ha parlato con gli Scarpai, Forza Italia con Tajani ha fatto il ragionamento: faremo diventare le Marche la porta d'Oriente, per cui tornerete ad esportare. E capisci che quando uno poi viene in piazza e fa il comizio dicendo perché io vado a processo, perché ho difeso i confini e mi dovete difendere perché questi mi portano in corte d'assise, quello che c'ha la vacca, come dicono nelle Marche, che gli deve fetà, cioè che deve fare il vitello, e che ha un problema enorme perché il sindaco di Macerata ha chiuso il mattatoio e non ha fatto la fiera agricola, del fatto che in Cassazione tu vai a giudizio per i migranti non gliene frega niente, chiaro? Non gliene frega niente. Quando poi si vota per le politiche è un altro paio di maniche, ma quando si vota per sapere se la razza marchigiana viene difesa o no a Bruxelles, se il consumo di carne viene difeso o no in Italia, è un altro paio di maniche. Tant'è vero che Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, ha battuto tutto l'interno delle Marche stalla per stalla, starei per dire. E la seconda obiezione che mi facevi non me la ricordo più, dimmi un po'. No, ti chiedevo, Carlo, se questa lezione servirà per tarare un po' gli equilibri ai candidati in vista delle prossime elezioni regionali. Caso della Toscana a parte, perché quello allora, te lo chiedo a parte. Con un occhio sul Veneto, con un occhio particolarmente sul Veneto e sulla Lombardia, ovviamente. Allora, Arianna Meloni, che ieri ha fatto una conferenza stampa velocissima per fare i complimenti ad Acquaroli, ha detto due cose che ai più attenti osservatori sono sfuggite, ma che sono fondamentali. La prima: loro vanno dritti sulla riforma del premierato, e se non otterranno il premierato vogliono almeno l'indicazione del Presidente del Consiglio nella scheda, ok? Quindi questa è una riforma identitaria di Fratelli d'Italia che loro non molleranno e porteranno avanti, al contrario della Lega, che non si capisce che cosa voglia fare con la riforma delle autonomie. Sul Veneto è stata chiarissima. Lei ha detto: noi abbiamo la leadership della coalizione, ma rispettiamo le vocazioni territoriali, quindi il Veneto sarà candidato alla Lega. Altro discorso per la Lombardia no, però. La Lombardia e poi eventualmente il Piemonte e eventualmente altre regioni. Quindi secondo me sul Veneto la questione non c'è. La questione c'è ed è aperta ed è forte sulle amministrazioni locali, cioè le grandi città, e sulle prossime sfide elettorali. Ma ti faccio un caso, tanto per dirtene una, sto nello specifico di Macerata anche perché c'ho il dente avvelenato. Allora, a Macerata la Lega ha il sindaco, il presidente del consiglio comunale e 4 assessori, ok? A Macerata la Lega ha preso a fatica il 6,5%. Secondo te, a fronte di Fratelli d'Italia che prende il 31%, questo equilibrio è mantenibile, sì o no? E guarda che a Macerata si vota fra 4 mesi, Quindi se e pensa che dentro quella giunta, i 4 assessori, ce ne sono 2 vannicizzati, come si chiama? Vannaccizzati. Vannaccici. Uno dei quali, il vicepresidente della provincia, si è presentato alle regionali ed ha raccolto 144 voti. Ho detto tutto?
Sì, sei stato chiaro, diciamo. Bisogna che questi dati vengano naturalmente valutati per quello che sono, Ma come io li mi hai chiedo esposti come se la crudamente. Qualcosa leverà significano, insomma, no? È evidente. io me la chiedo come se la leverà la pure affascinante e intelligente commissaria regionale della Lega, l'onorevole Latini, di fronte a questo risultato. Lei potrà farsi forte del fatto che nella sua Ascoli Antonini è andato bene, ma soltanto nella sua Ascoli, perché tieni presente che Macerata aveva come leghisti l'assessore alla sanità e 2 consiglieri regionali. L'assessore alla sanità è stato trombato, di 2 consiglieri regionali che aveva ne mantiene 1, quindi su 3 1, e quello che mantiene è l'unico dell'entroterra che ha parlato direttamente con le imprese artigiane e agricole. Mi pare da Sì, che diciamo è una ricetta abbastanza ovvia quella che bisognerebbe trarre da questa. In una regione che conta su 1.300.000 abitanti qualcosa come 300.000 imprese, secondo te a chi devi parlare? Sì, infatti. Tra l'altro io, per quello che posso, diciamo, desumere da osservatore esterno, avendoci passato un mese quest'estate, è una regione che secondo me rischia la desertificazione brutta. Cioè, l'ho trovata una regione molto sonnolenta e molto morta dal punto di vista della vivacità anche delle imprese. Cioè, mi è sembrato un territorio a rischio. 5 anni fa ti sei speso il fatto che era un'eredità di 30 anni del PD ed è effettivamente così. Ma dopo 5 anni che hai governato, raccontare che è tutta colpa di quelli che c'erano prima, fai un po' fatica, Sì, infatti. Una domanda volevo farti sulla tua Toscana, che dicevo prima vorrei tenere a parte, perché la Toscana è raccontata come una regione molto vannaccizzata, per usare il verbo che hai usato tu. Visto che nelle Marche è andata come ci hai descritto, in Toscana secondo te come andrà? Va peggio. È un'altra delle tue regioni, perché sei nato lì, è la tua regione Sì, d'origine. e la conosco come te posso dire. Appunto, La mia anima toscana è totalmente aderente. Non voglio conosci il mood dei toscani, diciamo, no? Quindi secondo te cosa ne viene fuori? Che sono le prossime elezioni non voglio fare lo dopo la schizzioso, ma Calabria? la mia famiglia è iscritta alla nobiltà fiorentina dal 1100, quindi voglio dire. Diciamo che qualcosa dei toscani capisci, diciamo. Esatto. Va malissimo se viene vannaccizzata. Perché? Perché si pensa, errando, che una regione fortemente radicata nella convinzione del PD, se la scuola con delle parole d'ordine come Vannacci vai sopra al PD. Non hai capito nulla. La Toscana è la regione d'Italia dove la municipalità, proprio il castello, conta di più in assoluto, e dove non puoi parlare male dei toscani, perché se parli male dei toscani vieni cacciato dalla regione, ok? Non capisco perché in Toscana ce l'ha la Lega un leader, che è Borghi Acquitini, ok? Che non ha mai, nonostante sia uno che, come dire, ha toni abbastanza accesi, non ha mai attaccato i diritti civili in Toscana. Non ricordarsi che la Toscana è la prima monarchia al mondo che elimina la pena di morte vuol dire non capire nulla, non sapere che in Toscana i medici abolirono il carcere sostituendolo alla galera, cioè al servizio a remo del Granducato, vuol dire non capire nulla, non sapere che gran parte dei letterati toscani erano omosessuali e hanno costruito, pensa a Zeffirelli, pensa a Paolo Poli, e hanno costruito l'immagine della Toscana moderna. È un errore non sapere che in Toscana senza i braccianti di colore non faresti i vini che sono un'eccellenza assoluta di Toscana. È una stupidaggine, ok? Ecco perché la vannaccizzazione in Toscana diventa pericolosissima. Quello che dovresti fare in Toscana è denunciare la cupola di potere che il PD, che erede diretto del PC, ha costituito e ha soffocato la capacità economica della Toscana, che è enorme.
Quando la Silvia Sì. Funaro, sindaca di Firenze, si incacchia per i bed and breakfast, bisognerebbe dirgli: ma guarda che le licenze dei bed and breakfast gliel'ha date prima Renzi, poi gliel'ha date Nardella, ora gliele dai pure tu, e non potete fare le vergini, perché avete immaginato che le scorciatoie fossero quelli che servivano. Quando mi piazzi le pale eoliche su tutto l'Appennino, distruggendo quasi le foreste casentinesi, è quello il tema sul quale ti puoi fottere. Quando non sei in grado di risolvere il problema dello smaltimento della polvere di marmo a Carrara e a Massa, è lì che gli devi fare il mazzo. Quando non ti rendi conto che il porto di Livorno ha bisogno di un collegamento rapidissimo, perché può essere la porta d'Occidente, meglio di Genova, e lasci che il porto di Livorno sia in totale controllo degli ex comunisti e non sei in grado di formare una forza sociale alternativa, è lì che perdi le elezioni. Mi sono spiegato? Benissimo Carlo, allora abbiamo meno di 5 minuti, però se gli ascoltatori o le ascoltatrici vogliono intervenire, io direi possono anche farlo con telefonate il più possibile rapide, poi ci risentiamo domani con calma dopo le 9:40 con gli scorretti, però se volete adesso avete un piccolo spazio. Non lo so, 02 92 94 7222. Dicevi Carlo? No, volevo dire, Giulio, dammi il mood, perché io su queste cose le dico di passione, quindi può darsi che diventi anche un po' becero, ma vorrei che gli ascoltatrici No, capissero Carlo, allora, che la posta in gioco è io credo, altissima. ma infatti io credo che chi ci ascolta sappia benissimo che non stiamo parlando né io né te per motivi di questioni personali o nient'altro. Diciamo. Tu stai facendo un'analisi che credo sia finalizzata solo a una cosa, diciamo, a migliorare la situazione, perché i numeri ci dicono che la situazione non è migliorata, diciamo così, Ma per sai, la ti Lega, voglio è dire la verità, peggiorata. io l'ho sempre detto, io sono No, ma nato poi io manciniano. voglio sgombrare anche il campo da un'altra cosa. Fammi dire una cosa che è ovvia, è banale, ma la dico perché c'è anche chi maligna e chi approfitta. Eccetera. Io non sto facendo nessun controcanto, conosco Salvini da 30 anni e non sono certo qui ad approfittare di una piccola posizione in questa radio per fare chissà che cosa. Stiamo discutendo con una persona libera come Carlo Cambi, con un analista fine di politica come è lui. Ne stiamo discutendo in una maniera aperta e invitiamo a farlo coloro che ci stanno seguendo. Quindi non c'è nessuna finalità occulta, non c'è la voglia di fare la fronda a nessuno, sia ben chiaro. Questo io lo dico umiliandomi perché chi mi conosce lo sa, no? Però devo dirlo a beneficio di chi mi conosce di meno e ne approfitta, diciamo, per cui sia chiaro che non stiamo su quel terreno lì, non ce ne frega assolutamente niente. Quindi abbiamo una chiamata, poi ti lascio subito la parola Carlo, prego, poi c'è una telefonata. Prego. No, vai tu. Pronto allora, buongiorno. Buongiorno, io sono Maria Teresa, chiamo immeritatamente dalla Toscana, ma da quando sono in pensione abito in questa regione meravigliosa. Sono lombarda, come si può sentire. Allora, quello che ho trovato di netta differenza tra la Lombardia e la Toscana sono una tassazione locale feroce e un sottobosco di consorzi, conventicole, consigli di amministrazione di aziendine comunali, parastatali, eccetera, dove c'è piazzata un sacco di gente che mi dà la ragione per cui si vota come si vota. Peccato perché le tasse, per esempio, in Lombardia sono molto più basse, è più basso il bollo dell'auto, è più bassa la tassa della salute, quindi qualche differenza l'ho notata da questo punto di vista. E qui è durissima scalzare tutto questo sottobosco che vive di politica. Grazie a lei. Abbiamo ancora 2 chiamate, io direi le passiamo velocemente, poi siamo già in zona limite, off limits, però le passiamo al volo. Siate il più possibile sintetici, grazie. Pronto? Se c'è la chiamata, bene, se no passiamo alla seconda, se non c'è la seconda, leggo un messaggio e ci salutiamo perché siamo alle 11. Non c'è la seconda. Chiedo lumi alla regia. Non c'è la seconda? Non c'è, giusto? Sì, esatto. C'è o non c'è? Non ho capito. Boh, allora, c'erano 2 chiamate, sono cadute. La finiamo qui. Carlo, domani avremo modo di riparlarci. Ti giro solo un paio di messaggi.
un'ascoltatrice che dice: da lombarda leghista non voterò mai il vannacizzato, non voterò neanche Fratelli d'Italia o Forza Italia. Un altro: Vannacci non c'entra niente, c'è troppa gelosia tra leghisti, Cambi dà tutte le colpe alla Lega e ammira la Meloni. Questo signore non ha capito proprio nulla, diciamo, né di me né di No. Carlo Cambi. E no, poi mi fermo qui perché ne riparleremo domani. Ti lascio le conclusioni allora, momentanee, dammi ovviamente. 5 secondi Sì, per dire una prego. cosa. Io nasco mazziniano repubblicano, ok? Comincio ad avere attenzione alla Lega per 2 motivi, perché la Lega era l'unico partito che parlava di Dio, famiglia e popolo e rispettava l'identità dei popoli sui loro territori. Trovarmi in una Lega che oggi racconta tutt'altro rispetto a questa identità a me dà un po' di scomodo. Quindi sappiate che state parlando con un rivoluzionario liberale in economia, attaccato all'identità dei territori e che vorrebbe il massimo rispetto alla persona umana. Questa è la mia piattaforma politica. Se vi piace, bene, se non vi piace fate tutte le lucubrazioni che volete, ma sappiate che in politica fare i tifosi non serve a capire i problemi. Mi sembra anche a me. Io faccio addirittura un passo indietro perché mi metto proprio nella posizione dell'osservatore amico, come sono sempre stato, diciamo, ma veramente mi sto umiliando a dire queste fesserie qua. Carlo, ci sentiamo domani con gli scorretti a partire dalle 9:40. E faremo anche il Grazie. pelo alla Meloni, così saranno contenti, capito? Va bene, dai, così accontentiamo anche quelli col palato facile. Grazie a Carlo Ok. Cambi. Ciao Giulio, un Grazie abbraccione, mille. un grande saluto a tutte le amiche e agli amici della Lega. Ciao. Grazie, un saluto a tutti. Avete ascoltato